È semplice, anche se va a votare uno solo di tutti i veneti, elegge lui chi governa, come si fa alle elezioni nazionali, vanno a votare in 10, decidono e sono quelli che poi decideranno sulla vostra testa, quindi poi continuerete a lamentarvi, ma la colpa è anche vostra di chi sta a casa. Non so se siete convinti di questo, io credo che sia opportuno impegnarsi non solo andando a votare, ma inseguendo poi coloro che sono eletti per far sentire sul loro collo la pressione di quello che pensano i cittadini, perché è questo lo scollamento che io ho riscontrato, il fatto che una volta eletto i cittadini se ne girano e chi ha governato e ha preso anche, come è successo in Veneto recentemente, una mole di preferenze, ritiene di poter fare quello che vuole e anche si crea la storia, come abbiamo visto in questi ultimi 5 anni, dei più bravi e più belli, e poi i risultati invece sono sanità, lo sfascio, ambiente che se ne va, pedemontana dai costi folli, violazione anche, mi permetto di dire, dei diritti costituzionali che sono stati fatti nell'epoca pandemica anche dal nostro governatore. Quindi dovete impegnarvi cittadini, la scelta è un diritto che avete, esercitatelo. Tenete conto poi che anche in queste elezioni potete anche esprimere la preferenza, quindi ve li scegliete, non è che ve li trovate confezionati come quando ci sono le elezioni nazionali dove c'è l'elenco e non potete scegliere. Qui potete anche scegliere, ce ne sono tanti candidati, guardate quello che vi convince di più e come Presidente scegliete me.